Il 13 settembre suonerà la campanella per gli studenti veneti, poco meno di un mese dall'inizio delle lezioni di un anno scolastico che vedrà l'attuazione della legge sull'obbligatorietà dei vaccini. Una vera e propria rivoluzione per le famiglie che dovranno non solo provvedere a vaccinare i propri figli nel caso non lo abbiano ancora fatto, ma anche comunicare l'avvenuta profilassi. Entro il 10 settembre può essere presentata la documentazione di avvenuta vaccinazione o un'autocertificazione. Per questi ultimi poi scatterà la scadenza del 10 marzo 2018, termine entro il quale presentare il certificato dell'avvenuta profilassi. E ancora, coloro che sono in lista d'attesa devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso la propria ASL. Il Partito Democratico difende il provvedimento alla luce dei nuovi dati: 86 nuovi casi di morbillo nell'ultima settimana, 219 bimbi colpiti lo scorso mese. Noi sappiamo che la vaccinazione serve a proteggere chi non si può proteggere perché è troppo piccolo. L'effetto gregge significa che chi si vaccina crea un cordone di protezione intorno ai più piccoli, ai più fragili, a quelli che non si possono vaccinare. E mentre le famiglie attendono di capire cosa effettivamente succederà, il timore del Codacons Veneto, che ha messo a disposizione uno sportello per avere indicazioni e assistenza, è che con l'inizio dell'anno scolastico possa verificarsi una situazione di caos. E come al solito 1000 vie italiane alla soluzione del problema. Cioè ogni scuola, ogni situazione, ogni contesto, ogni ASL finirà per trovare quei punti di equilibrio che tra l'altro rischiano di essere poi differenti tra ASL, scuola e scuola.